E ora parliamo di Telegram, una delle più utilizzate app di messaggistica al mondo, che presto parlerà friulano grazie a una iniziativa e collaborazione di Arlef. Una delle app di messaggistica istantanea più famose al mondo presto parlerà in marilenghe. Infatti l'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, ha avviato l'iter per far riconoscere a Telegram la lingua friulana, che presto potrà essere selezionata nel menu delle lingue a disposizione degli utenti. Un processo lungo che ha portato alla traduzione e revisione di oltre 15.000 stringhe di codici, in modo che Telegram in friulano funzioni su qualsiasi dispositivo o piattaforma. L'idea è partita da un gruppo di utenti guidati da Martino Buchini, che dopo essersi accorti dell'assenza del friulano su Telegram si sono rivolti all'Arlef sia per caldeggiare il processo che per avere il supporto linguistico più corretto possibile. Telegram, che consente la creazione di una lingua personalizzata sulla piattaforma, sta in queste ore revisionando la correttezza del codice per poi approvarlo e renderlo disponibile. Si conferma che al friulano non è preclusa alcuna strada di comunicazione, ha commentato il presidente dell'Arlef Eros Cisilino. Con questo nuovo strumento vogliamo rivolgerci in particolare ai giovani, a cui rivolgiamo il nostro sguardo operativo preferenziale, perché, conclude Cisilino, sanno apprezzare e valorizzare questi strumenti molto utili all'incremento della conoscenza della lingua friulana, anche e soprattutto tramite l'utilizzo abituale.